Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una piccola live splash dello stimare veneziano. E come avete visto il titolo, oggi parleremo di quelle situazioni in cui di cuore si aspetta che torni l'amato o che ci sia un riavvicinamento. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto vi consiglia il libro di magia radionica, introduzione di magia radionica di Hildegarda. Costa 13 euro e lo si può acquistare nei migliori bookstore da Mondadori, Feltrinelli, il Giardino dei Libri, Macro Librarsi, Librerie Universitarie e quant'altro. Sono 89 pagine e non può mancare nella biblioteca del vero ricercatore. In più vi ricordo che abbiamo il sito capitano.intervista.org, i link sono sotto qui in descrizione, potete collegarvi e scaricare più di 20 ebook gratuiti di radionica, radiestesia e anche di lettura della mano, chirurgia. E nel sito capitano.intervista.org abbiamo anche una sezione shop per chi vuole ad esempio acquistare, faccio un esempio, questo ciondolo e parte il prezzo da 150 euro più spedizioni. Bene, detto questo, vi ricordo anche che stasera alle 18:30 Marietta Veneziano è con le Sibille Interattive e il The Garden alle 21:30, visto che è lunedì. Stiamo anche rilanciando il nostro gruppo Face, in cui radionica, radiestesia, tarologia ed ermetismo abbiamo più di 1250 amicizie. Se non sei ancora iscritto, cerca i link, sono sotto comunque qui in descrizione. Qui sopra vedete il numero di telefono per Telegram se volete una consulenza col Manuel Veneziano, 20 euro 45 minuti pagabili tramite PayPal. Ho finito e adesso iniziamo un po' la lezione o diciamo la piccola introduzione ad alcuni circuiti quadranti radiostesici. E qui succede che spesso alcune persone mi contattano, committenti chiaramente, per aspettare o stanno aspettando il ritorno del proprio amato. Marietto ha creato due o tre quadranti radiostesici che possono dare una mano. Il primo quadrante radiostesico, certamente ci vuole il pendolino, bisogna mettere il testimone qua, vedete questo. Questo serve per cercare il mese in cui lui potrebbe tornare o farsi rivedere o contattarmi. Vedete? È un circuito molto semplice, chiedete se Giulietto si farà vedere entro quale mese. Il secondo circuito è per valutare la qualità della coppia, ovvero per come lui si comporterà con voi. Vedete? Sempre il testimone qua e chiedete, ad esempio, come sarà la vostra coppia. E il terzo circuito è quello della serenità. Mentre voi state aspettando, potete mettere il vostro testimone e anche il suo dentro questo circuito. Chiaramente, sempre prima di utilizzare questi, cerchiate il fuoco o vetro colorato e chiedere sempre al pendolino col SIS e col NO se questa ricerca radioestetica va bene per voi. Quindi vi ricordo, questo per la coppia, per vedere quale potenziale c'è fra voi due, ad esempio, e questo quadrante radioesterico per quando tornerà. Vedete? Bene. Io penso di aver detto tutto, i circuiti sono chiaramente scaricabili dal sito capitano.archivista.org e i link sono sotto qui in descrizione. E vi ricordo ancora, stasera alle 18:30 nel canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, Sibille Interattive per mezz'ora gratuite. Se volete un consulto, qui sopra vedete il numero telefonico per contattarmi tramite Telegram. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!